Il 22 maggio 78 l'entrata in vigore della legge 194 sull'aborto. Dopo le battaglie del Partito Radicale l'interruzione di gravidanza non fu più reato. Compie 40 anni la legge 194 che riconobbe il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza. Fu il frutto di anni di battaglie politiche. La legge poi venne confermata da un referendum nel 1981. Ce ne parla Walter Vecellio. Il nastro della memoria ci porta indietro di 40 anni fa. Il 22 maggio 1978 l'interruzione di gravidanza volontaria cessa di essere reato. Il Parlamento approva la legge 194 che garantisce alle donne la libera scelta della maternità. Fino ad allora l'aborto era clandestino. Chi se lo poteva permettere lo praticava all'estero o in cliniche compiacenti, oppure si affidava alle cosiddette mammane e spesso ne moriva dopo atroci sofferenze. Ogni anno almeno 200.000 le vittime di queste pratiche. I palazzi della politica si accorgono del problema nei primi anni 70. Sono i soliti radicali di Pannella a porre la questione. Nel 1975 la magistratura fiorentina ordina l'arresto del segretario radicale Spadaccia e di Adele Faccio, responsabile del centro informazione e sterilizzazione aborto. Arrestato anche un medico fiorentino, Conciani, e una giovanissima Emma Bonino. Sull'ondata dello sdegno provocato da quegli arresti si raccolgono le firme per un referendum abrogativo. Per scongiurarlo il Parlamento approva una legge che abroga le precedenti norme punitive del codice fascista Rocco, la 194 appunto. Siamo all'oggi, non si può dire che tutti i problemi siano risolti. La legge garantisce ai ginecologi l'obiezione di coscienza e il 70% circa si rifiuta di praticare aborti. In molte regioni le strutture pubbliche non sono in grado di applicare la legge quando la donna lo chiede e di fatto la norma non viene applicata.